in Trentino è entrato nel vivo Armonie d'inverno, il festival che anima Pergine Valsugana fino al 24 dicembre, con un'ultima giornata di festa il 31 dicembre, trasformando il borgo in un piccolo teatro diffuso fatto di luci, musica, sapori e tradizioni. Il nostro visitatore, il nostro turista arriva nella prima piazza dove può lasciare la macchina, ci sono ampi parcheggi o il pullman, e scende, trova già un gruppo di casette, e vorrei tra queste menzionare Slow Food, perché per noi le tipicità del territorio sono molto importanti. Si fa poi, trova l'Info Point con i ragazzi che hanno tutte le delucidazioni del caso, si può comprare la tazza con i proverbi tipici del nostro territorio, oppure pubblicazioni fatte dai fotoamatori molto molto interessanti. Si entra poi attraverso via Pennella, troviamo un'altra piazza che è Piazza Serra, dove c'è non solo il mercatino più commerciale ma anche uno spazio riservato alle nostre associazioni che di volta in volta nei weekend si alternano. Arriviamo poi con altri 100 metri di passeggiata, arriviamo in piazza Municipio dove siamo noi col grande albero, e questa piazza è rimasta diciamo così libera perché viene usata per i cori, per i Perken, che sono i Krampus buoni, che arriveranno il 29-30 e faranno la loro esibizione, e poi abbiamo Piazza Fruet che è la piazza dei sapori.